Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo violenta, un uomo è stato accerchiato e pestato a colpi di bottiglie e cric da 3 persone in via Oreto e in gravi condizioni. A Catania è arrestato a Pedara per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni. A denunciarlo la figlia minorenne che chiede aiuto al 112. Se mio padre torna a casa ubriaco mi picchia ancora. Vittoria, dopo il sequestro lampo del 17enne si cerca il luogo dove è stato tenuto, diverse le piste seguite, si indaga anche sulla criminalità organizzata in lotta con le bande albanesi presenti sul territorio. A Catania, sotto i sedili dell'auto, 27 kg di cocaina, fermato alla polizia un cittadino albanese, viaggiava con un carico di droga che avrebbe fruttato sul mercato 1 milione di euro. Corruzione all'Aspo di Palermo, mazzette a 2.000 euro dentro una bomboniera consegnate da Mario Lupo, rappresentante di sue associazioni per l'assistenza ai malati terminali. Al dirigente Aspo Francesco Cerrito, per entrambi oggi l'udienza di convalida del fermo. Ragusa, Sicilia 24, Simona e Samuel raccontano la loro incredibile storia d'amore, nata da un messaggio e una bottiglia lanciata in mare. Calcio, Serie C, il Catania pareggia 0-0 ma gioca male a Cerignola, il risultato è l'unico dato positivo del match, troppi errori e una prestazione incolore. Dini salva più volte. Azzurri spreconi, il Siracusa domina ma perde in casa contro il Cesena per 1-0, netta sconfitta del Trapani a Benevento che fa sua la gara con i gol nel primo tempo di Manconi e Pierozzi. Bentrovati, a Palermo si susseguono gli episodi di violenza, l'ultimo è avvenuto in via Oreto, un uomo è stato accerchiato e picchiato da 3 uomini e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni, torna l'emergenza sicurezza in città. Sentiamo Marco Gullà. Calci, pugni, colpi di bottiglia, 3 persone hanno accerchiato un uomo e lo hanno picchiato la notte scorsa in via Oreto a Palermo. La violenza davanti a uno dei negozi gestito dai commercianti del Bangladesh, uno dei tanti che sono stati aperti in questi anni nella strada a 2 passi dalla stazione centrale del capoluogo. Poi nel corso dell'aggressione ci sarebbe stata ripresa. Con un video l'uomo sarebbe stato colpito anche con un oggetto contundente, probabilmente un cric. L'uomo con ferite alla testa è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Le indagini sono state avviate e puntano a chiarire natura e movente del pestaggio, oltre a verificare l'eventuale utilizzo di oggetti atti a offendere. In questa fase gli inquirenti lavorano sulle informazioni disponibili e sulle testimonianze raccolte nell'immediatezza, mantenendo il massimo riservo sugli sviluppi. Nessun dettaglio viene escluso dalle modalità dell'accerchiamento al momento in cui sarebbero spuntati la bottiglia e l'oggetto metallico. Un'aggressione violenta che ancora una volta accende la spia dell'emergenza sicurezza in città. A Pedara, nel Catanese, un 59enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni. A denunciarlo con una telefonata disperata al 112 la figlia minorenne, dicendo: se mio padre torna a casa ubriaco mi picchia ancora. Desiree Ferlito. Se mio padre torna a casa ubriaco mi picchia ancora. È il contenuto di una telefonata disperata al 112, a farla una ragazzina residente a Pedara, nel Catanese, davanti agli occhi dei carabinieri giunti nell'abitazione al centro di Pedara, un quadro abbastanza chiaro. Il padre della giovane vittima in evidente stato di ebbrezza, nonostante l'arrivo dei carabinieri, cercava di bere ancora, poche giustificazioni e il tentativo di lasciare l'abitazione. Diverse le bottiglie di birra aperte già consumate sul tavolo della cucina. Un clima di terrore seminato nell'abitazione dal padre che, secondo quanto riferito dalla ragazza, le avrebbe detto più volte: se parli ti uccido. L'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce, è stato arrestato in flagranza di reato. A confermare i maltrattamenti anche la madre della giovane, anch'essa vittima da anni di percosse e minacce. Le 2 donne hanno raccontato ai carabinieri che la notte precedente il 59enne ubriaco avrebbe improvvisamente aggredito la figlia minorenne, svegliandola e colpendola con una violenza tale da farle sbattere la testa a terra, tanto che la piccola avrebbe riportato una ferita al lacero contusa. In quel frangente la ragazzina, temendo ripercussioni, avrebbe taciuto la verità ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale. Per l'uomo si sono spalancate le porte del carcere di Piazza Lanza a Catania. A Vittoria si indaga ancora sul sequestro lampo del 17enne, tutte le piste restano aperte, si sta indagando anche sulla criminalità organizzata in lotta con le bande albanesi presenti sul territorio.
Orazio Longo. Tra le ipotesi avanzate c'è anche quella di un possibile segnale di forza da parte della criminalità locale contro bande albanesi che, dopo aver cominciato a lavorare come manodopera nelle serre del circondario, avrebbero anche iniziato a gestire affari illeciti. Insomma, non si esclude nessuna pista in merito al sequestro lampo del 17enne portato via giovedì sera da 4 banditi a bordo di 2 automobili mentre era con un gruppo di amici a Vittoria, nel Ragusano, e liberato nel giro di 24 ore. Dalla simulazione del rapimento a un ipotetico messaggio intimidatorio alla famiglia, sono tanti i dubbi degli inquirenti. Il procuratore di Ragusa, Francesco Puleio, ha escluso il sequestro a scopo di estorsione. Noi non abbiamo allo stato elementi per poter dire che ci sia stata una finalità di estorsione, perché non ci risulta da nessun atto processuale. Se dovesse emergere questo dato, il processo sarà di competenza della Procura distrettuale di Catania. Visionati i video delle telecamere di sorveglianza attive lungo la strada percorsa dai rapitori per cercare risposte e arrivare a identificare il luogo dove il giovane sarebbe stato tenuto sotto sequestro. Almeno uno dei banditi avrebbe parlato con inflessione siciliana, secondo il racconto del ragazzo. Nessuno dei 4 si sarebbe mai tolto il cappuccio davanti a lui. Il sindaco di Vittoria, Aiello, chiede che l'opinione pubblica venga informata. Vogliamo sapere, dice, se questo episodio è in qualche modo collegato a mutate presenze nel territorio. L'avvocato della famiglia del giovane, Sebastiano Sallemi, spiega che dopo questo evento sono tanti i professionisti e gli imprenditori preoccupati. Con la liberazione abbiamo ottenuto il 99% del risultato, dice. Il resto lo attendiamo dalle indagini. Fermato dalla polizia durante un posto di blocco al casello di San Gregorio sull'autostrada Messina-Catania, un cittadino albanese viaggiava con quasi 28 kg di cocaina occultati sotto il sedile della sua auto. La droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 1 milione di euro. Desiree Ferlito. Viaggiava in auto con 24 panetti di cocaina, occultati all'interno di un van appositamente creato sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, per un totale di quasi 28 kg. In queste immagini della Polizia di Stato, un agente li preleva uno ad uno da una piccola apertura sotto il sedile della Renault Scenic fermata dalla squadra mobile della Questura di Catania sull'autostrada A18 Messina-Catania durante un posto di blocco nei pressi del casello autostradale di San Gregorio. A bordo un cittadino albanese di 39 anni. A insospettire i poliziotti l'insofferenza mostrata dal fermato durante il controllo e le risposte contraddittorie alle richieste di spiegazioni sulla sua presenza nel territorio etneo. Comportamento che ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione più approfondita del veicolo, che ha permesso di scoprire l'ingente quantitativo di droga e portato anche al sequestro del mezzo e di 2 smartphone in possesso dell'uomo. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 1.300.000 euro. In attesa della convalida del fermo, atteso nelle prossime ore, il cittadino albanese è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Si terrà oggi l'udienza di convalida del fermo del commercialista Mario Lupo e del dirigente dell'ASP di Palermo Francesco Cerrito, arrestati venerdì pomeriggio in flagranza durante un passaggio di denaro ritenuto una mazzetta. Maglio Viola. 2.000 euro dentro una bomboniera. Mario Lupo, commercialista e rappresentante di 2 associazioni che si occupano di assistenza ai malati terminali, ringraziava così il dirigente della programmazione sanitaria e territoriale dell'ASP di Palermo, Francesco Cerrito, per la celerità con la quale aveva erogato i mandati di pagamento alle associazioni. I poliziotti della squadra mobile hanno filmato la consegna della bomboniera nel parcheggio degli uffici dell'ASP in via La Loggia, ai locali dell'ex manicomio della città, e subito sono entrati in azione per sequestrare l'oggetto e verificare che effettivamente dentro ci fossero nascoste 20 banconote da 50 euro. Gli investigatori lo avevano capito durante settimane di intercettazioni e pedinamenti a carico sia di Lupo che di Cerrito, dovevano solo dimostrarlo. Con l'irruzione e il sequestro del denaro è scattato anche il fermo in flagranza per entrambi. Lupo è un commercialista e revisore dei conti molto noto in città. Le associazioni di cui si occupa negli anni hanno incassato dalle ASP ben 17 milioni di euro per vari servizi di assistenza. Dopo gli interrogatori di garanzia e la convalida, l'indagine potrebbe allargarsi. Ma nel frattempo la vicenda sbarca anche sui tavoli della politica. L'ASP di Palermo infatti è senza manager dal 21 gennaio scorso, quando Daniela Faraoni è stata nominata assessore alla salute. A reggerla ad interim il direttore sanitario, ma ora piovono interrogazioni e denunce anche in casa Forza Italia, e a Palermo si pensa di non aspettare oltre e si cerca una figura di garanzia da nominare entro la fine dell'anno. Ad Agrigento continuano le indagini sull'incidente mortale costato la vita a Marco Chiaramonti, istruttore di tennis, che con la sua moto avrebbe
sarebbe finito dentro una buca e precipitato sull'asfalto. L'autopsia ha confermato che l'uomo è morto sul colpo e indagati ci sono 2 funzionari comunali. L'ipotesi è di omicidio colposo e oggi lutto cittadino in vista dei suoi funerali. Davide Sarto. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Marco Chiaramonti, 50enne, istruttore di tennis e padel, morto sabato scorso dopo un violento incidente in Viale Emporium, alle porte di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Secondo i primi accertamenti, la moto su cui viaggiava potrebbe aver urtato una buca presente sull'asfalto, perdendo aderenza e finendo contro il tronco di un albero. L'autopsia, eseguita dal medico legale Alberto Alongi nella sala mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio, è durata circa 4 ore, ha confermato che Chiaramonti è morto sul colpo per i gravissimi politraumi riportati. Il tossicologo Pietro Zuccarello effettuerà ulteriori analisi su eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Dopo l'esame, la salma è stata dissequestrata. Le indagini della Procura di Agrigento proseguono. Sul registro degli indagati figurano il dirigente comunale Alberto Avenia, responsabile del settore manutenzione stradale, e l'architetto Angelo Lezza, dipendente comunale incaricato del cantiere per la riparazione della stessa buca. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. I funerali di Marco Chiaramonti si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica dell'Immacolata. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. Palermo, città fragile, quando piove basta un acquazzone e si allaga tutto, ma per il gestore della rete fognaria ci vorranno anni per superare il gap infrastrutturale. Manlio Viola. Piove e Palermo si allaga, una scena che si ripete ad ogni acquazzone un po' più consistente, e anche nelle ultime 2 occasioni della scorsa settimana gli allagamenti hanno governato la cronaca cittadina e con essi l'esplosione di polemiche che seguono ogni evento. Dall'opposizione chiedono spiegazioni al sindaco su pulizia caditoie e interventi di manutenzione, portata degli impianti fognari, ma l'amministratore unico di AMAP, l'acquedotto di Palermo, che gestisce anche la fognatura, dà una spiegazione a tutto. Il sistema fognario di Palermo è stato realizzato fra gli anni 70 e 80 e la sua portata è commisurata a 3 volte le piogge di quegli anni. Oggi le piogge sono 15 volte più intense, anche se più rarefatte. La morfologia della città inoltre è cambiata con nuove strade, nuove costruzioni, insomma bisogna rifare le infrastrutture fognarie. Un lavoro iniziato ma che va a rilento. Servono 2 collettori, il collettore nord-occidentale e il collettore sud-orientale, opere affidate dal commissario unico per la depurazione. I 2 impianti servono esattamente le zone che si allagano. Il collettore sud terrà le acque piovane lontane da Uditore a Oreto fino ad Acqua dei Corsari, passando per via Basile, Corso Tucori e piazza Principe di Camporeale. Il collettore nord da Strasburgo a Sferracavallo, passando per Mondello. Nel frattempo manutenzione, prevenzione e telecontrollo dei sottopassi che continueranno ad allagarsi in attesa delle infrastrutture che permetteranno alla città di uscire dall'impasse. Da Palermo arriviamo a Catania, dove sono tante le segnalazioni che sono arrivate sulla nostra linea di WhatsApp per le condizioni in cui si presentano alcune strade da via Ala fino a viale Fleming. Tonino De Mana. Prima di partire di casa faccio il segno della croce, è ovvio, ogni mattina lo faccio. A Catania non sono in pericolo solo i motociclisti, in via Ala è a serio rischio anche l'incolumità dei pedoni che attraversano, sfidando la sorte, i disastrati marciapiedi. Rischi dal basso e dall'alto, come dimostrano le immagini a supporto delle segnalazioni che sono arrivate in redazione al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Il tratto in questione è a ridosso della caserma Sommaruga, dove anche il muro di cinta della struttura militare presenta pericolose crepe, massi che rotolano dalla parete e che finiscono direttamente sul marciapiede, rappresentando una minaccia per i passanti. E che dire dell'asfalto disastrato con buche e avvallamenti. Sì, fin quando qualcuno si farà male morirà. Ed un'altra segnalazione è arrivata dal viale Fleming, dove non sono sicuri neanche gli attraversamenti, con strisce sbiadite e quasi invisibili. Non solo, rigogliosi cespugli dalle 2 carreggiate coprono la visuale dei pedoni. Anche qui percorrere il marciapiede, non distante dalla stazione metropolitana di Milo, non è semplice. Che il discorso marciapiedi, perché sono totalmente rotti, dissestati, si è pincolte anche qua sul marciapiede, si deve spesso scendere in mezzo alla strada per poter appunto passare. L'altro giorno anche una signora con il passeggino è dovuta scendere con il passeggino, con i rischi che comunque con i rischi a cui si va incontro. Arrivare a casa sani e salvi è già un miracolo.
Adesso una breve pausa e poi vi racconteremo di una incredibile storia d'amore. State con noi. Lui di Mazzarrone, lei di Comiso, la storia romantica di un incontro e un amore nato da, pensate, da un messaggio lasciato in una bottiglia e lanciata in mare. Accade a Marina di Ragusa, abbiamo incontrato i protagonisti di questa vicenda. Veronica Barbarino. A volte le fiabe non appartengono solo ai libri, alle volte diventano realtà. È la storia di Samuel e Simona e di una lettera in una bottiglia lasciata al mare. Era il 2023, aprile 2023, quando io e mio figlio Leonardo finiamo di leggere un libro. La fine di questo libro ispira Leonardo a voler lanciare una bottiglia in mare, ma io da buona romantica e sognatrice decido di mettere un bigliettino. Questa richiesta viene accolta anche da Leonardo e così niente, lui stesso mi detta una frase che dice: sono Leonardo, un bambino di 3 anni e mezzo e vorrei donare un po' della mia gioia e dei miei sorrisi a chi troverà questa bottiglia. Se vi va di conoscervi, chiamate la mia mamma, si chiama Simona. 4 mesi dopo, come da tradizione, ogni estate io e la mia famiglia venivamo in vacanza a Marina di Ragusa. Quel giorno in particolare decidiamo di affittare delle biciclette per andare a fare un giro. Siamo arrivati sugli scogli di Punta Braccetto e dopo questo tuffo dagli scogli vediamo galleggiare questa bottiglia perfetta, intatta, con questa pergamena dentro. Ho preso il mio telefono e ho chiamato Simona. 1 mese di conversazioni su WhatsApp, un incontro, un bacio, poi la convivenza a Marina di Ragusa. Adesso il matrimonio dopo la proposta proprio nel luogo in cui Samuel aveva trovato la bottiglia. E lì ho chiesto a lei e anche a Leonardo di sposarmi e stare con me per tutta la vita. Una storia di destino e magia che ci fa ancora credere nella forza dell'amore. E adesso parliamo di cinema, di attori. Barbara Boucher, premiata a Ortigia Film Festival come eccellenza cinematografica, l'icona della commedia sexy all'italiana, si racconta al nostro TG e dice: fuori dal set sono Barbara. Francesco Aloi. È stata una carriera molto ricca, ma veramente ricchissima. 82 anni e non sentirli. Eccola Barbara Boucher, icona della commedia sexy all'italiana. Un occhio al passato ma l'altro al presente, perché il set è sempre casa sua. Chi sei? Coraggio, indovina. Italiana non di nascita ma di adozione. Negli anni 60 tra lei e il bel paese è stato subito amore. Ho potuto fare delle esperienze fantastiche, mi sono sposata, ho avuto i figli. Qui ha lavorato con i più grandi attori. Se ti dicessi che adesso non sto andando affatto dal parrucchiere, ma che sto andando dal mio amante? Certe volte sei proprio divertente. Ma anche con i registi più famosi. Tra tutti, nel suo cuore è rimasto lui. Mauro Severino, che mi ha diretto in Tutti possono arricchire tranne i poveri. Dunque tu, Poletti, non fare l'arpia e 750 sono assolutamente troppi. Dal cinema alla TV, dal sexy al noir, ha trovato spazio anche per lo sport. 5, 6, 7, 8, destra, sinistra. Mi sono inventata la Jane Fonda italiana. In 60 anni di carriera, protagonista tra equivoci, gag, nudità, tutto però con un fil rouge. L'umiltà. Mi piace quando finisco, chiudo la porta alla produzione, torno a casa e sono Barbara. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, deludente pareggio del Catania a Cerignola, rossazzurri in grave difficoltà, salvati da Dini, tanti errori, poco gioco e un altro infortunio, quello di Forte. Solo 3 punti conquistati nelle ultime 4 partite. Marco Carli.
Un altro pari, il terzo consecutivo per un Catania che a Cerignola ha giocato una partita deludente. Le vere occasioni sono state per i pugliesi, dal punto di vista del gioco, decisi passi indietro rispetto alla partita di Trapani. Un solo cambio rispetto al provinciale nella formazione iniziale. Stoppa rileva Cicerelli, D'Ausilio va in panchina, non c'è Caturano. Le prime emozioni arrivano da errori rossazzurri. Di Gennaro si fa strappare il pallone e Mausso di destro manda alto sopra la traversa. Qualche minuto dopo è ancora più ghiotta l'occasione che capita a Cuppone. Pieraccini inciampa sul pallone nel controllo e lascia scappare l'attaccante che però, per fortuna degli etnei, tira su Dini in uscita. Catania distratto in difesa ed evanescente in attacco. Il Cerignola torna a spingere, va al tiro con Paolucci che impegna Dini. Si ferma forte, al suo posto entra Jimenez e sempre Lunetta l'unico a rendersi pericoloso su il pallonetto che va fuori nel finale di tempo. Nella ripresa entra Donnarumma per Pieraccini, Concelli che si sposta nel ruolo di braccetto. Si ricomincia con un altro errore in costruzione del Catania che favorisce Cuppone. Il suo tiro finisce alto. Ancora il bomber pugliese dopo un passaggio filtrante trova sulla sua strada Dini. Napoli prova a dare verva al gioco d'attacco etneo e inserisce Cicerelli per Stoppa. Una piccola scossa arriva, l'ex Ternana va subito al tiro ma la sua conclusione finisce fuori. Sono sempre i pugliesi però ad essere più pericolosi. Russo di destro colpisce la parte alta della traversa, poi è Gambale appena entrato a sfiorare il vantaggio con un diagonale che finisce di pochissimo al lato. Nel finale Moreso, su un altro errore del Catania, a chiamare all'intervento il portiere etneo. Sull'angolo che ne segue, Spaltro manda fuori di testa. Si resta sullo 0-0 e per quel che si è visto in campo il Catania tira un sospiro di sollievo. 3 punti in 4 partite, troppo pochi per chi vuole lottare per il vertice, soprattutto se latita il gioco come è successo in Puglia. Anche la frenata della Salernitana, se si sta in campo così, serve davvero a poco. E adesso sentiamo come ha commentato questa partita subito dopo nel post gara il vice allenatore del Catania, Michele Napoli. È un campionato livellato, è un campionato che si battaglierà fino alla fine. La cosa che in questo momento, diciamo, l'aspetto positivo è che comunque l'importante è rimanere attaccati lì nelle prime posizioni, non distaccarci e poi nel momento in cui saremo pienamente al completo di giocarci le nostre chance. Prendiamo di buono questo punto perché se a Trapani avevo detto che ero più contento della prestazione che del risultato, oggi sicuramente dico che sono più contento del risultato che della prestazione. C'è anche da dire, e non vuole essere una giustificazione, che siamo l'unica squadra tra quelle che sta lì in alto ad aver fatto 2 trasferte consecutive in 4 giorni, su 2 campi sintetici contro 2 squadre forti, temibili e in salute, e credo che oggi questo ci abbia un po' penalizzato. E adesso parliamo del Siracusa, azzurri spreconi, il Cosenza passa al De Simone, il Siracusa domina ma perde in casa per 1-0. Sentiamo Marco Petrolito. È un Siracusa che piace, crea e gioca ma spreca troppo e alla prima disattenzione viene punito da un Cosenza più cinico che porta a casa l'intera posta in palio. Finisce 1-0 per i lupi al Nicola De Simone con i rossoblù che ringraziano l'ex Mazzocchi, autore della rete decisiva al 20° del primo tempo. Partenza sprint dei padroni di casa che nei primi 10 minuti di gioco prendono letteralmente d'assedio la porta dei rossoblù senza mai riuscire ad inquadrarla. Il Cosenza non si scompone e sotto un improvviso diluvio ne approfitta. Palla lunga per Mazzocchi, rinvio impreciso di Pacciardi, lo stesso Mazzocchi conquista la sfera, salta Puzzone con una magia e batte Farroni. La rete spezza gli equilibri, il Siracusa sbanda e qualche istante più tardi è lo stesso portiere azzurro a salvare in tuffo sul diagonale di Cannavò. Ma gli azzurri reagiscono anche se la mira continua a tradire. Nel giro di poco meno di 10 minuti Valente al 36° ci prova in spaccata mandando incredibilmente alto. Poi tocca a Contini, tiro fuori da ottima posizione, quindi a Guadagni e Limonelli che vanno alla conclusione senza successo. La squadra di Turati parte all'assalto anche nella ripresa, trovandosi di fronte un Cosenza che chiude tutti i varchi. Al 50° Gudelevicius impegna Vettorelle con un sinistro dalla distanza, mentre al 60° l'estremo difensore rossoblù compie un autentico miracolo su Contini, liberato in mezzo da Puzzone. Con l'ingresso di Parigini e Capanni il forcing del Siracusa si intensifica e l'ultima chance per gli azzurri arriva all'88°, quando Parigini colpisce di testa su cross di Valente, ancora una volta però Vettorelle si oppone parando centralmente. Il Siracusa esce tra gli applausi per la qualità del gioco espresso, ma il Cosenza si prende 3 punti, portandosi da solo al 3° posto in classifica. Grande rabbia e delusione invece per gli azzurri, che vorranno subito riscattarsi, e domenica prossima ci sarà l'attesissimo derby con il Catania. Netta sconfitta del Trapani a Benevento che fa sua la gara con i gol nel primo tempo di Manconi e Pierozzi. Franco Cammarasana.
Perde partita e imbattibilità il Trapani contro il Benevento, che non deve fare molto per fare suo l'incontro. Per tutto il primo tempo, infatti, Trapani non pervenuto. Al 10° la squadra di Auteri passa in vantaggio su una conclusione di testa di Perozzi che colpisce il palo. A 2 passi accostato Marconi che sigla il classico gol dell'ex. Il Benevento potrebbe raddoppiare con Ceresoli al 25° e al 35°, ma lo fa al 39° su una palla messa in aria da Maita, dove c'è pronto Perozzi a mettere a segno il suo primo gol in campionato. Che in campo ci fosse anche il Trapani, gli spettatori del Vicorito se ne accorgono al 55° quando Di Noia, con un debole rasoterra, fa toccare il primo pallone a Bannucchi. Aronica mette dentro nell'intervallo Celeghin e Grandolfo, che al 57° serve Canotto, che però mira alle stelle. Il Trapani si distingue solo per una serie infinita di passaggi sbagliati e così il Benevento ne approfitta per amministrare il vantaggio senza correre rischi. Se questa era una prova del 9, Trapani bocciato. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.